Tra i tanti articoli che ho scritto nella mia vita ce n'è solo uno che è dentro una cornice ed è in bella vista nel mio studio, ed è l'intervista a Paolo Borsellino. Un'intervista che feci tantissimi anni fa dopo un rapimento. Lui stava rientrando alla procura di Palermo dopo essere stato alla procura di Marsala. Mi colpì molto quando io gli chiesi se aveva paura. E lui aveva quasi la certezza che l'avrebbero eliminato. E oggi fa tanta rabbia sentire che ancora nessuna verità è stata mai scritta, è stata mai rivelata su quelle stragi, la strage in cui hanno perso la vita Falcone, la moglie, la scorta, Borsellino e la sua scorta, uomini e donne che hanno rappresentato per tutti noi un simbolo, che per sempre rimarranno un simbolo. Ma l'idea che ancora oggi non ci sia verità, l'idea che ancora oggi nessuno ha spiegato che cosa realmente è successo, l'idea che quella agenda rossa magari qualcuno ce l'ha ancora ben conservata, la rivelazione dei familiari del giudice Borsellino che dopo la morte di Falcone voleva essere ascoltato e invece mai è stato ascoltato. Ecco, tutto questo produce rabbia dentro di noi, tutto questo ci fa pensare che queste vittime non troveranno mai giustizia. Eppure Falcone, Borsellino, gli uomini e le donne della scorta rappresentano simboli che ci hanno permesso di andare avanti. È giusto che la memoria conservi tutto quello che loro hanno fatto e tutto quello che è successo loro, ma non è giusto che invece la memoria non possa tenere conto della verità. Ecco, è una società in cui la verità viene nascosta ora dopo ora e penso che questo non ce lo possiamo più permettere nel ricordo di queste persone, per la memoria di queste persone, per i loro familiari, per tutti quelli che come noi hanno creduto e credono in loro, credono in un mondo migliore, in un mondo dove la mafia possa essere finalmente sconfitta, o forse è meglio dire le mafie.